Ieri sera a Mogliano Veneto l'assemblea annuale dei soci Confapi. Si è parlato dei problemi e anche delle sfide future degli imprenditori. Sentiamo le dichiarazioni dei presidenti Confapi Venezia e Treviso. Oltre 200 imprenditori di Venezia e Treviso si sono ritrovati ieri a Mogliano Veneto per l'assemblea annuale dei soci Confapi. L'occasione è stata propizia per fare il punto di come è andato questo 2025 che sta per concludersi, i problemi e le sfide per il prossimo futuro. Il 2025 ha visto un anno un po' problematico. Sostanzialmente un po' il problema e la situazione geopolitica ha sicuramente impattato in maniera determinante sull'andamento, per esempio, dell'acquisto delle materie prime, e questo ci ha penalizzati sotto l'aspetto appunto della competitività, e non solo questo, ma ovviamente anche il costo energetico elevato rispetto a quello che sono gli altri paesi europei. Sicuramente, come dicevo, una situazione difficile, bene da una parte e però male dall'altra. Bene perché ovviamente comunque il Made in Italy è ritenuto un valore aggiunto importante per il resto del mondo, quindi abbiamo grandi potenzialità di crescita, però d'altra parte soffriamo di alcune situazioni, come ho detto prima, che ci penalizzano. Poi l'altra cosa che abbiamo riscontrato da tutte le aziende, da tutti i settori, quindi in maniera veramente trasversale, è appunto la mancanza di personale preparato, altamente specializzato. Questa è un'altra carenza che purtroppo noi stiamo subendo e che ovviamente rende difficile quella che è la nostra operatività. La competitività deve essere posta in testa agli argomenti dell'agenda politica regionale. Le sfide cui si accennava sono sfide cruciali per il sistema delle imprese del nord-est, gli alti costi energetici, i problemi relativi alla manodopera e soprattutto le incertezze geopolitiche generano nell'opinione pubblica e in particolare negli imprenditori forti preoccupazioni e timori. È necessario proprio per questo fare rete tra imprenditori, proprio per avere maggiore possibilità di incidere e per fare delle scelte strategiche che devono essere fatte non solamente a livello della singola impresa, ma ci sono decisioni e svolte che dobbiamo prendere tutti assieme come sistema delle imprese della città metropolitana di Venezia. E durante l'assemblea dei soci Confapi un momento interessante è stato dedicato al futuro dell'economia per il 2026, un quadro tratteggiato da un economista del Dipartimento di Ricerca di Intesa San Paolo. Vediamo il servizio. Tra tensioni geopolitiche, dazi e reazioni delle imprese italiane, il punto cardine resta la centralità del capitale umano. Le imprese del Nord-Est stanno dimostrando la loro resilienza. Secondo le analisi del Dipartimento di Ricerca di Intesa San Paolo, a fronte ad esempio del problema dei dazi americani, è emersa una forte reattività delle imprese italiane del Nord-Est, che stanno cercando nuovi clienti in altri mercati, diversificando sempre più i loro mercati di sbocco. Al contempo, la ricerca evidenzia l'interesse da parte degli operatori italiani ad aprire nuove filiali commerciali e produttive proprio negli Stati Uniti. La forza lavoro, o meglio le persone, restano fondamentali per le nostre aziende. In particolare va favorita l'entrata dei giovani di talento in azienda, frenando la corsa all'estero. I dati invece ci dicono che nel 2024 la provincia di Treviso ha perso più di 700 giovani laureati tra i 25 e i 40 anni. Lo stesso è avvenuto nella città metropolitana di Venezia, con un saldo negativo di 550 giovani laureati. Nel 2026 la crescita dell'economia italiana sarà vicina all'1%, anche l'economia di questo territorio potrà crescere a questi ritmi. E il contributo maggiore alla crescita verrà soprattutto dalla domanda interna, mi riferisco in particolare agli investimenti, ai consumi. Opportunità di crescita saranno presenti anche sui mercati internazionali,
E da questo punto di vista sarà importante riuscire a sfruttare e a cogliere le opportunità di crescita presenti soprattutto in alcuni paesi del Golfo, mi riferisco in particolare agli Emirati Arabi Uniti e all'Arabia Saudita.